In Europa i casi di positività al Covid sono in aumento. In Italia al momento il quadro è più stabile. Confrontarsi con i colleghi di Francia e Spagna per capire se i metodi di controllo siano analoghi è la prima urgenza indicata dal professor Andrea Crisanti per scongiurare una nuova diffusione del virus. Bisogna evitare che si passi da una situazione di focolai, cioè gruppi, grappoli di casi che sono in qualche modo circoscritti nello spazio e nel tempo, a una situazione come quella vista nel passato in cui vediamo casi apparire dappertutto. Se il virus si diffonde, l'unica misura di contrasto efficace è il lockdown, magari limitato a piccole aree. Essenziale la consapevolezza anche nel viaggiare. Il pullman purtroppo è uno dei mezzi più pericolosi perché non c'è un sufficiente ricambio d'aria e non c'è personale a bordo che continuamente controlla che le mascherine vengano indossate. L'aereo, dice Crisanti, è invece molto più sicuro perché l'aria viene cambiata 50 volte ogni ora. Il vero rischio è capire tardi quanto il virus stia correndo. In genere ci vuole circa un mese prima di vedere un effetto, perché purtroppo la maggior parte, molti casi sono asintomatici, perché c'è moltissima trasmissione asintomatica, specialmente tra i giovani. Quindi il virus può diffondersi senza che noi ce ne accorgiamo e raggiungere livelli elevati completamente sotto traccia.